Benvenuti a un'altra puntata per imparare la limba sarda. Oggi siamo in grado di serrare questo verbo essere. E non è che serramo, che non lo torniamo a montare, lo usiamo sempre, è impossibile a non lo usare. Che narrare chi viene in questa puntata dedicata a imparare questo verbo, che narrare chi che l'abbiamo già tutto. E oggi per forza di cose dobbiamo serrare a quindi l'imperativo, l'infinito, sul participio passato e sul gerundio. In realtà qualche cosa l'abbiamo già studiata e la conosciamo già, però questa puntata l'approfondiamo. Cominciamo diretto un'ande qualche particolarità dell'imperativo. Che l'imperativo del verbo in generale e non solo del verbo essere, questa regola a valere per tutto l'altro verbo che dobbiamo andare a studiare, è che ponendo solo su la preposizione a innanzi dell'infinito del verbo che stiamo andando a coniugare, possiamo usare una prima forma di imperativo. E questo esempio può comprendere, tanto sia che di voi, a traballare, oppure a spingere, a tirare. Sono tutti imperativi e si spiega da questa forma di imperativo che la frase completa che diamo ai sennandi, che intendiamo su suo senso, è atta con su verbo essere e di ad essere, a triballare siada, a spingere siada, a tirare siada. Un'altra forma che magari potete usare o intendere essere a barrare a samuda siada, è un comando, un dovere che si è mordato.